Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira. Sei in Trentino. Dopo una lunga attesa, possiamo definirla così, per esigenze di social media manager, sono tornato a commentare per voi questa partita. È una partita importante perché questa è una partita che può valere l'ingresso nei playoff, perché da una parte abbiamo la seconda in classifica che ha 2 punti di vantaggio su di noi, dall'altra ci siamo noi che vogliamo rialzarci dopo essere riportati sulla terra dalla super favorita Alta Frate. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana in provincia di Mantova per la 22esima giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Nardi Pallavolo Volta e la Rotoblas Volano Volley. Le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco. Saluto subito i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche in qualità di scoutman. In cabina di regia torna Fabrizio Saba con la collaborazione anche in parte tecnica di Alan Berloffa, che oggi darà il suo aiuto al pubblico presente dell'arena biancorossa. Stiamo per cominciare questa partita. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Andrea Tavano di Foggia, assistito dal secondo arbitro, il signor Marcello Rutigliano di Foggia. Quindi una terna pugliese a decidere uno dei big match di questa 22esima giornata. Ci stiamo quasi allora. Le squadre stanno facendo i loro saluti. Perfetto, allora siamo quasi per cominciare. Io intanto che vedo che le due squadre devono ancora prepararsi per lo starting player, lo diceva il nostro caro Paolo Scrizzi, lo starting player ovviamente
Finisco di preparare le ultime cose per i nostri canali social, perché come sapete curo le grafiche, tutta la parte Instagram, Facebook e di Reels. E allora pronti di starting player. Allora, dagli starting player che abbiamo appena visto non ci sono sorprese dell'ultimo minuto. Ci siamo, allora, sta per cominciare la partita. Allora, posizioniamoci bene le robe di lavoro. E stiamo a vedere cosa succederà. Allora, sta per cominciare la 22esima giornata, campionato Serie B1 girone C. Da un lato, dal nostro lato, la Nardi pallavolo volta divisa blu con bande rosa, libero maglia rosa, banda larga, pantaloni neri. Lato Rotoblast, bianco-rosso, maglietta bianco-rossa, libero rosso-bianco, pantaloncino rosso. E comincia adesso la partita, prepariamoci. Primo servizio è out, quindi il primo punto della partita. Rotoblast volano volley 1-0 per le biancorosse. Giulia Manetti al servizio adesso per la formazione di Luca Parlatini. Vediamo, servizio out di Manetti. Un errore a testa da ambo i lati. Alice Benetti al servizio. Vediamo se per questa volta non ci saranno errori al servizio, se continuerà. Capitana, credo la numero adesso al posto del libero dovrebbe essere Tella Rolli. Servizio di Benetti su Orlandini. Braida, lato Emma Orlandini, pallonetto difeso dalla numero 13 Pasquino. L'attacco vincente di Campana col tocco. No, che non c'è. Non c'è il tocco di. Non c'è il tocco a muro, quindi 2-1 per la. È il libero che è uscita però. Non che la capitana. Allora 2-1, quindi non c'è stato il tocco del muro, quindi 2-1. Palla nella metà campo della Rotoblast. Deval Murata difende Braida all'attacco. Orlandini con l'ausilio del muro Pasquino, ancora lei. Campana, Murata! Muro che vale attenzione allora. 3. No, è punto per la Rotoblast in realtà. Ah sì, perché c'è stato il tocco a muro, scusate. Out l'attacco di Carlotta Petrucciello. 2-3. Scusate, sono un pochettino fuso, chiedo scusa. Ovviamente c'è stato il punto a muro delle nostre ragazze. 3-1. Adesso servizio out di Carlotta Petrucciello. 3-2. Tella Rolli, Nicole al servizio. L'opposto 2001. Battuto. E arriva lei con l'ausilio del net.
con l'audio del net, Nicole Tellarolli. Proverò a pronunciarlo giusto. Ancora Nicole Tellarolli al servizio. Questa volta riceve Bellini. Braida. Orlandini. Difesa da Campana. Pasquino. Attacco out di Nicole Tellarolli. Gesto di intesa tra coach Tisci, scusate. Fabio Tisci, coach della Nardi pallavolo volte, l'opposto Tellarolli. Servizio di Orlandini, riceve Campovecchia. Pasquino. L'attacco è vincente, sì, vincente di credo di chiamato il tocco dal secondo arbitro. 4 pari. L'attacco era di Tellarolli. Adesso al servizio Marta Campana. Servizio battuto in rete, il servizio 5-4 per la Rotoplas. Allora, ora al servizio si prepara Jessica De Val. Servizio battuto. Com'è che riceve il pallone? Pasquisi. Vescovo da Pasquino. Un attacco vincente di Giorgia Covecchia. Di nuovo parità il pala Marconi. Nuovo palazzetto della formazione della Nardi. Servizio battuto. Riceve Orlandini, ma arriva Leit. Vantaggio per la Nardi con la specialità della K del servizio. Punti al servizio e ricezioni da capogiro della formazione allenata da Fabio Tisci. Servizio di Biezzo, auteggia l'ultimo dietro, stavolta riceve la Rotoplas bene. Difeso l'attacco di Petruziello. Bellini, Muratta, ma è vincente l'attacco perché alla fine nessuna va a recuperare il pallone. 6 pari. Ho detto, c'è stato il muro, ma poi il punto vincente. No. Sì, a parte che c'era muro, era appunto loro, però. 6 pari. Allora, 6 pari. Servizio di Federica Braida adesso per la Rotoplas. Andiamo. Riceve Campana lungo. Subito Bellini. Bellini di nuovo. È vincente. 7-6. Vantaggio Rotoplas. Punto delle biancorosse. Dopo tentativo di ricezione sbagliato di Campana. Ha provato Bellini subito. È stato difeso il suo attacco 2 volte. E subito dopo Bellini di nuovo riesce a mandare la palla di nuovo nella metà campo. Out il servizio di sette pari. Servizio out di Braida. Servizio Laura Pasquino. Devo un po', scusate, prendere un po' di dimestichezza con questi nomi. Ecco il servizio di Pasquino. È in campo. Vantaggio della Nardi. Un altro ace di stavolta firmato da Pasquino. Ci si gioca una gran fetta di stagione qua. Per entrambe le squadre. Valgono punti durissimi. Pasquino riceve Piero Bon. Orlandini in bagger. Bellini però concede la free ball. Dinucci, capitana e libero. Vecchia difende Orlandini, Braida. Petruziello difeso anche con lo studio del muro. Pasquino, Dinucci e la Rolli è out. Palla è out, quindi 8 pari.
Alice Bellini al servizio. Di nuovo parità al pala Marconi. Di volta Mantovana. Servizio. Campana riceve il servizio. Pasquino. Covecchia. Murata out da Orlandini. Murata out. Di nuovo vantaggio Nardi. Giorgia Covecchia al servizio. No, scusate, Coveccia. Mamma mia, non sono neanche più leggeri i cognomi. Chiedo scusa ai tifosi di Volta che magari stanno seguendo la nostra dieta. Coveccia, Murata in campo. Monster. Servizio di Giulia Manetti. Coveccia riceve Pasquino. Pallonetto di Telarolli. Si impegna Braida. Orlandini subito. Difende Pasquino. Di Lucci. Poi il tentativo di Campana. È in campo la palla. Lo ammette Giulia Manetti. 10-9. Alice Benetti al servizio per Nardi. Pallavolo Volta. Benetti, servizio battuto, si impegna in rete, 10 pari. Allora al servizio Carlotta Petruziello, battuto, Dinucci e arriva Lenz. Vantaggio Rossi. E suonano le trombe direttamente dall'arena biancorossa. Alan Berlofa Production. Ancora Carlotta. Coveccia stavolta riceve bene il servizio. Pasquino. Tentativo murato di Campana. E il muro è vincente. 12-10 per la Roma. Monster. Direi la no. Servizio ancora di Carli, battuto su Coveccia. Pallonetto subito Bietto, ancora Murata. Dinucci stavolta però evita un altro punto. Orlandini, pallonetto, è molto telefonato questo, preso facilmente da Pasquino. Larolli difende Bellini. Breidenbacher. Orlandini, Murata. 11-12 il punteggio. Servizio Nicole Tellaroli. Battuto in rete il servizio. 13-11. Intanto Emma Orlandini al servizio. Inizia a calare il freddo qui dentro. Sono neanche le 9 di sera, però è già abbastanza freddo. Attacco vincente di Chiara Biezzo. 13-12 il punteggio. Marta Campana al servizio per Nardi. Pallavolo Volta. Vediamo il servizio di Campana. Battuto. Riceve Orlandini, ma che si trasforma in un ace. Parità al pala Marconi. 13 pari. Campana. Vediamo il suo servizio. Autrice dell'ultimo ace. Out. Battezzata out da Carlotta e da Elena. 14-13, di nuovo vantaggio Rota. Posazione perché c'è Piero Bonfuori. Esatto, De Val al servizio.
Capitana. Battuto. Ace! Ancora la nostra capitana. Ancora De Val, stavolta Coveccia. Lungo però, c'è la free ball. Vediamo, Bellini. Malosio del muro, difende Dinucci. Pasquino subito. Difesa miracolosa di Orlandini, però c'è la free ball. E il muro out, firmato da Chiara Biesto. 14-15 punteggio. Chiara Biesto al servizio per Nardi, pallavolo volta. 14-15 punteggio a favore della Rotoblast nel corso del primo set di questa 22esima giornata. Riceve Bellini, lungo la palla però difende Manetti. Dall'altra parte subito Braida. Coveccia prende un po' il controtempo. C'è una possibilità d'attacco della Rotoblast che ci prova con Petruziello, ma è stato difeso il suo attacco. Telarolli, Murat difesa da Petruziello. Bellini, pallonetto, è vincente. Alice Bellini, 14-16. Nuovo 2 punti di vantaggio per la Rotoblast. Federica Braida al servizio battuto, out. Esatto, out il servizio. Di nuovo un punto di vantaggio di nuovo un punto a separare le due formazioni. E Laura Pasquino al servizio per la formazione di Volta Mantovana. Siamo su 15-16. Primo set di questa 22esima giornata di campionato. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Braida. Petruziello difende, Campana. Telaroli ci prova. Niente da fare per la giovanissima opposto della formazione rosa viola, anzi scusate. Vantaggio di nuovo di 2 punti della Rotoblast. 17-15 punteggio. Alice Bellini alla battuta di questa azione. Servizio battuto, riceve Coveccia. Lungo, ci si deve impegnare tanto Pasquino, però c'è la free ball concessa da Telarolli. Braida, Petruziello, attacco vincente di Carli. 18-15. Forse potrebbe essere arrivata l'ora del primo time out di questa prima giornata. Dovrebbe arrivare adesso, eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana in provincia di Mantova. E la... Scusate, ho perso l'elenco delle giocatrici. Ok, 22esima giornata campionato di Serie B1 Girone C. Servizio di Bellini, ace. Di Alice Bellini. Massimo vantaggio della Rotoblast. Ancora Bellini, battuto. Dinucci stavolta riceve bene il servizio. Pasquino, Murata, Telarolli. Attenzione, Campana, muro 0, difende Bellini. Braida, Manetti in campo. Giulia Manetti. 20-15 punteggio per la Rotoblast. Volano volley più 5 adesso tra le due formazioni. Ancora Bellini al servizio. Siamo tutto questa volta un po' più a pallonetto.
riceve Dinucci. Telaroli, Murata. Attenzione. Coveccia. Infrazione di quarto tocco che arriva adesso, infatti. 21-15. Forse è pronto il secondo time out. Eccolo qua. E allora altro mini spot. Smart Sound. Smart Sound. Marquez. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. Ancora Alice Bellini al servizio. La differenza è che qua il tetto è veramente altissimo. Telaroli in free ball. Piero Bon, Braida al centro, Bellini, pallonetto, difende Coveccia, Paspino. Telaroli con l'ausilio del muro difende, bravissima Piero Bon a difendere questa palla perché era Orlandini a momenti. Subito Coveccia, subito Bellini a difendere, Piero Bon. Non si ferma un secondo questa azione. E Carlotta 22-15. Alice Bellini ancora lei al servizio. Più 7 adesso. Massimo vantaggio di partita. Alice Bellini ancora lei al servizio. A sfiorare ancora il net. Dinucci si è dovuto impegnare a evitare guai peggiori. Piero Boni, free ball. Al centro Benetti però difende. Braida credo. Orlandini. Coveccia con lo difeso credo. Telaroli. Mamma mia. Bell'attacco di Nicole Telaroli. Mamma mia. Proprio sembrava che dovesse andare dalla piantandola al suolo. Veramente un bellissimo attacco. Non so se dalla vostra posizione l'avete visto bene come l'ho visto io, però mi si sono illustrati gli occhi. Giorgia Coveccia al servizio. Adesso siamo sul 16-22. Vediamo il servizio di Coveccia. Il pallonetto difende Piero Bon. E anche Giulia Manetti si può precare. 23-16. Servizio battuto da Giulia Manetti. Campana difende Orlandini. Braida. Bellini. Out. 17-23. Di nuovo 6 punti a separare le due formazioni. Alla Rotoblat gliene mancano 2 per chiudere questo primo set. Alice e Benetti. Alice Benetti al servizio. Tra l'altro leggo il numero il numero e il cognome sulla maglia, non l'ho neanche detto. Benetti il servizio battuto su Orlandini. Moraida, lato Orlandini, pallonetto, difende Campana. Telaroli difende ancora Bellini, subito Campana, Murata ancora a difendere, ne va al Murata. Palla step per la Rotoblat. Servizio la Carli. Dinucci con l'ausilio del net. Benetti out. E si chiude il set 25-17 per la Rotoblat. Andiamo subito con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to just the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to just the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to just the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to just the bones take you? Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. Il primo set si è concluso per 17-25 a favore della Rotoblast Volano Volley, che adesso conduce la partita per 1-0. Allora, siamo quasi per l'inizio di questa partita. Allora, vi riepilogo i punti di squadra, poi anzi, prima vediamo il servizio di Bellini. Tutto riceve Coveccia, ma ha conciato una free ball. Orlandini, Dinucci difende, Campana e punto è vincente. 1-0 Rotoblast. Allora, punti di squadra cominciando da quella di casa ovviamente. Nardi pallavolo volte, 2 punti per Coveccia, 5 per Biesso, che al momento è la top score. 2 punti per Campana, 1 per Pasquino, 2 di Tellarolli. 12 punti di squadra, 5 su errore. Lato Rotoblast. Vediamo il servizio di Bellini con lo giro del net, riceve Campana. Free ball. Scusate, tentativo d'attacco di Tellarolli molto debole. Era buono l'attacco, l'aveva salvato. Allora, 1 pari. Lato Rotoblast, 1 punto per Deval, 2 punti per Manetti, per Braida e per Orlandini, 4 per Petruzielli e Bellini. 15 punti di squadra, 10 su errore di Nardi. Quindi incredibile, abbiamo fatto la metà dei punti di meno oggi. Servizio battuto da Diezzo. Orlandini in bagger per Petruziello, difeso Coveccia. Tellarolli in bagger, Campana, Muratta, attacco vincente di (2-1) per la Nardi adesso. Ancora Bietto al servizio, se non erro numero 8, sì. Servizio battuto su Piero Bon. Vai. Orlandini, Muratta, ma difende comunque la numero 13. Campana difende Piero Bon. Braida al centro per Bellini, che prova il pallonetto ma difende Coveccia. Pasquino, il punto è vincente. 3-1. Ancora di Pietto, riceve Bellini. Braida, Petruziello difende, ci ha provato almeno Pasquino, ma non è bastato. 3-2, punto per la Rotoblast. Giulia Manetta al servizio. Servizio battuto su Dinucci. Pasquino, Tellarolli, Muratta in campo. 3 pari.
Servizio di Giulia Manetti, battuto, riceve Dinucci, Pasquino al centro subito, attacco vincente di Biesso. 4-3 di nuovo, vantaggio per la Nardi. Servizio di Tellaroli in rete. 4 pari. Di nuovo parità. Battuto in campo ed è race. Vantaggio per la Rotoblast nel corso del secondo set. Battuto da Carlotta. Un altro ace. Arriva la Carli che vi serve 2 ace. Alan Berloffa Production. Servizio ancora della Carlotta. Battuto su Coveccia. Al centro Telaroli. Ci ha provato. Aveva fatto una bella difesa la Alice, ma non è bastato. 6-5 punteggio. Vediamo. Campana. Servizio battuto. Riceve Orlandini un po' in difficoltà sulla ricezione. Bellini. Orlandini. Murata difende Deval. Subito Orlandini dall'altra parte però è una meta free ball concessa. Ma c'è il muro di Braida. E ora siamo sul Andiamo. Servizio battuto da Orlandini. Riceve Coveccia. Pasquino. Telaroli subito. Oh, attenzione. Che pallonata si è presa la povera Jessica. Murata di Bellini out. Quindi punto per la Nardi. 6-7. Servizio di Bietto. Attenzione. Un po' di impegno ha dovuto fare la Nardi. Telaroli in free ball. 2 sulla palla. Attenzione Braida. Bellini. Murata. Pari. Allora servizio ancora per Bietto. Quindi prima era Benetti, non Biesso, quindi chiedo scusa. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Bellini però concede una free ball. Attacco. Campani in ricezione. Difende Pietruzziello. Orlandini. E Piero Bon dall'altra parte. Adesso vediamo l'impegno. Ancora Orlandini che difende. Braida. Bellini. Muro out. 8-7. Grande impegno di Orlandini per difendere questa palla. E ora al servizio va la numero 2, la nostra capitana Jessica Deval. Tutto è out il servizio. Sì. 8 pari. Vediamo, Dinucci va dal primo arbitro che gli dà, credo, qualche indicazione da seguire. E allora si ricomincia.
Servizio di Pasquino su Bellini. Braida, lato Petrucciello è in campo. Carlotta Petrucciello 9-8, vantaggio di nuovo per la Rotoblas. Braida, servizio battuto, riceve Coveccia. Attenzione, pallonetto tentato da Tellaroli ma non è andato a buon fine. Bellini in campo, Alli Bellini. Braida ancora lei al servizio, battuto, riceve ancora Coveccia. Pasquino, Coveccia in pallonetto, difende Piero Bon. Braida al centro, nella zona di nessuno questa palla. Pasquino, ancora Coveccia, murata da Manetti, ma c'è anche la free ball. Petrucciello, (11-8). Questo è il tuo. Sì, questo è il tuo. Braida con lo zio del muro. Lato Tellaroli. Accidenti, pensavamo fosse il punto. Piero Bon. Braida. Bellini. Petrucciello subito. 12-8. Perché se non muore il computer. Non so perché. Non me ne sono accorto. Time out, andiamo con gli sponsor. Si stava per spendere. Si stava per spendere da porta. Nuovo in diretta. Mamma mia, le comiche sulla nostra postazione, possiamo chiamarla così, le comiche. Problemi tecnici che a momenti stavano per rovinare la nostra diretta. Allora, di nuovo in diretta. Grazie a Dio tutto ha risolto. Allora, siamo di nuovo in diretta da Pala Marconi di Volta Mantovana, 22esima giornata. 12-8 il punteggio nel corso del secondo set. Ancora Braida al servizio, riceve Coveccia. Pasquino subito, l'attacco di Benetti. Sì, di Alice Benetti, 9-12. Ha provato una difesa quasi da protezione la nostra Alice Bellini, ma non è bastato. Servizio battuto da Coveccia, arriva l'ace. Quindi 10-12 il punteggio. Chiedo scusa un attimo il mio silenzio, però inizio già ad avere un po' il fiato corto. Infatti mi sa che tra un po' berrò un po' di acqua, perché sennò muoio. Già dopo 2 set, perché si sta urlando tanto. Ancora Coveccia, riceve Bellini. Braida, ancora Bellini, attacca a 2 mani Bellini e nel punto. L'appoggia lì con una delicatezza Bellini a 2 mani, che sembrava una semplice free ball, invece si è adagiata sul pavimento e vale l'altro punto per la Rotterdam. 13-10. Servizio battuto con l'audio del net, riceve Di Lucci e arriva al muro vincente. Attenzione,
Alice Bellini, ancora lei al servizio. Andiamo. Battuto. Riceve Dinucci. Pasquino. Telaroli. Mamma mia. Ci ha provato Braida. Sì, veramente. Nicole Telaroli se c'ha il braccio infuocato veramente tira di quelle cannonate che è già un colpaccio riuscirle a difendere almeno a toccarle. Allora, al servizio adesso dovrebbe andare, se non erro, Alice Benetti. Sì, Alice Benetti al servizio. Riceve Bellini. Braida. Giulia Manetti, pallonetto, difende Pasquino. Telaroli. Braida difende. Biella. Telaroli, Murata out. 12-14. Nicole Telaroli. Servizio ancora di Benetti. Riceve Piero Bon. Braida. La Orlandini. Mamma mia, Emma Orlandini. Emma. 15-12. Servizio di Giulia Manetti. Tutto su Coveccia. Telaroli, pallonetto. Giulia Manetti. Orlandini al centro per Bellini. Difende Dinucci. Lungo un po' forse De Val. Dall'altra parte Telaroli. Campana. Bell'attacco di Campana. Vale il 13-15 adesso. Allora siamo sul 13-15. Siamo nel corso del secondo set, vi ricordo. Servizio di Nicole Telaroli al centro. Difende, scusate, riceve Piero Bon. Braida. Orlandini in corsa e al punto comunque. 16-13. Vediamo Carlotta Petrucciello al servizio. Attenzione. Murata Orlandini. Muro di Orlandini. Signori spettatori, arriva il muro di Orlandini. Che arriva un altro punto nostro della Rotoblast. Allora, saluto anche le nostre compagne in panchina, le Caterina e le gemelle Calza, Ilenia e Asia, perché così almeno quando si riascolteranno almeno saranno contenti almeno. Allora, servizio out di Carlotta, 17-14 punteggio. Marta Campana al servizio per però erano lì che mi hanno fatto il cenno loro. Ovviamente anche le altre. Attenzione, pallonetto di De Val, difeso da Dinucci. Pasquino. Telaroli, attacco. In campo, sì. Sì, attacco in campo, infatti stavo aspettando di vedere. 15-17. Ovviamente saluto tutte le ragazze che sono in panchina, ovviamente. Oltre alla Cate, l'Asia e l'Ilenia che ho già salutato. Emma Galvero, Chiara Paoli, Anna Cramerotti e vabbè, la Giulia Manetti è nello starting 7, ormai la nomino sempre. Orlandini, Braida, lato Orlandini. Attaccato Murata, difende Piero Bon. Petrucciello, pallonetto. Oh! Brava Carli, bella attacco in pallonetto. Belle posizioni. 18-15. Servizio di Orlandini. Arriva Leis.
altro. Di nuovo in diretta subito al servizio Orlandini. 19-15. Riceve Coveccia. Pasquino. Pallonetto di Esso, ma è stato difeso da Piero Bon. Petruziello. Ancora Carlotta. E ancora un punto per la Rotolat. Più 5 adesso. Al servizio ancora Emma Orlandini. Servizio battuto. Riceve credo Coveccia. Tacco out. È out. È out. Ah. Sì. C'è il tocco a muro. Sì, c'è stato il tocco. 16-20. No, l'arbitro si sono fatte col tetto di... Allora, 16-20 adesso. Il servizio nelle mani di Biezzo. Servizio battuto. Braida. Val con l'oddio del muro. No, con l'oddio del net. 21-16. Al servizio la nostra capitana De Val. Numero 2. Pronto il servizio. Servizio battuto. Subito dall'altra parte ha provato Pasquino. E non è servito perché ci pensa Bellini da 22-16. 22-16. Pronto un cambio per la Nardi. Entra la numero 14 Francesca Spigarolo ed esce Laura Pasquino. Quindi non cambia la sostanza della squadra, cambiano i palleggiatori. De Val fa tutto il servizio su Coveccia ed è Coveccia ad attaccare. Pallonetto tentato, difende Petruziello. Braida, ancora Bellini. Out, toccato il nastro stavolta, peccato. 17-22. E adesso al servizio va proprio la neoentrata Francesca Spigarolo. Servizio battuto, out. Brutto servizio di Spigarolo, vale il 17-23. Andrea Zeri la passa a Piero Bol, che la passa a chi dovrà battere il servizio. Alice. Federica Braida. Ormai sta vincendo tutto ormai. L'Aldi Bellini al servizio. Federica Braida al servizio. Non devo sbagliarlo. Coveccia riceve Spigarolo. Coveccia. Parata da degna dei tempi d'oro di Andanovic questa. Forse adesso quella di Magnan. Forse adesso 18-23. Allora sempre 2 punti a separare la Rotoplas dalla vittoria del secondo set. Al servizio col numero 1. Sì, Giorgia Coveccia. La palla è out. Il campo out. Abbiamo una Lamberlotta di Nardi. Abbiamo una Lamberlotta di Nardi. Allora 19-23. Allora Nace che probabilmente era out. Coveccia ancora al servizio. Riceve Bellini. Però bisogna cercare comunque di star calmi. Petruziello 24-19.
C'è il set ball per la Rotoblas. Siamo sul 19-24. Possibile palla setta adesso per la Rotoblas. Nelle mani di Bellini. Bellini in rete il servizio. a 24. E al servizio adesso l'altra centrale, Alice Benetti per Nardi, pallavolo volta. 20-24, un'altra palla a 7 per la Rotoblas. Sono le 21:20, però qua dentro sembra di essere già le 3 di notte, perché veramente è una ghiacciaia sta diventando questo palazzetto. Benetti murata. 21-24. Forse Luca potrebbe chiamare adesso il suo primo time out della partita. Vediamo se lo chiamerà adesso. Eccolo qua. Sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. 21-24 a favore della Rotoblas. Primo time out usato anche dalla formazione di Luca Parlatini. Servizio di Alice Benetti per la formazione di Fabio Tisci. Riceve Piero Bon. Braida. Petruzziello. 21. La Rotoblas si porta sul 2-0. Andiamo subito con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you?
Brr. Brr. Sta aumentando il freddo qua dentro. Speriamo che non sia le testa che stiamo vincendo troppo il freddo, che non sta ghiacciando sempre di più il palazzetto. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. 2-0 a favore della Rotoblast. Sì, avete capito bene, 2-0 per la Rotoblast. Inizia il terzo set adesso. Campana, primo servizio, battuto su Piero Bon. Braida, Orlandini, pallonetto, difende Pasquino. Pallonetto di Tellaroli, ma è stato difeso. Orlandini in rete il suo attacco. 1-0 per Nardi. Allora i punti di squadra, elenchiamoli dallo score complessivo. Allora 5 punti per Coveccia, 7 per Biesso, 1 per Benetti, 4 per Campana, 2 per Pasquino e 10 per Tellaroli. Pirobon difende il suo attacco. Braida, Orlandini difende Campana. Dall'altra parte Coveccia, 2-0. Secondo punto. 29 punti di squadra, 9 su errore della Rotoblast, quindi 9 errori totali. Per la formazione di Luca Parlattini, vediamo un po'. 3 punti per Manetti e per Deval e anche per Braida. Poi 7 punti per Orlandini. Tentativo di Bellini, difeso da Dinucci anche con l'avvio del muro di Benetti. 3-0. Alta tensione, Braida si rialza. Deve aver sentito un brutto colpo sulla schiena. Comunque partita 1000, la Nardi che sa che ormai non ha più possibilità di errori. Se perde questo set perde la partita. Dicevo 7 punti per Orlandini, 14 per Petrusiello, 8 per Bellini. Pirobon riceve, Braida, Orlandini, pallonetto, difende Pasquino. Dinucci dall'altra parte, Telaroli, 4-0. Partita 1000, arriva il time out subito di Luca Parlattini, sponsor. Nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. Ragazzi, non so voi, ma qua veramente sta aumentando un freddo assurdo. 38 punti di squadra per completare il taccuino della Rotoblast. 38 punti di squadra, 12 su errore della Nardi. Campana al servizio, battuto su Orlandini. Braida, Orlandini difende Dinucci, ma è punto. È vincente, 1-4. Primo punto del terzo set per la Rotoblast, firmato da Emma Orlandini. Giulia Manetti al servizio, mamma mia. Partito di Manetti su Dinucci. Pasquino, Telaroli, pallonetto, difende Manetti. Braida, Truziello, Carli, 2-4. Vi avviso che se la prossima giornata, è vero, la prossima giornata sarà tra 2 settimane, quindi c'è la pausa pasquale in realtà, quindi però ho detto, se vi trovate ammalato la prossima settimana è per questo. Manetti ancora lei su Coveccia. Pasquino subito, Benetti, subito Manetti. 5-2. Benetti battuto su Emma Orlandini. Braida, Orlandini attacca ed è vincente. 3-5. Carlotta Petruziello al servizio per la Rotoblast.
Battuto. Dinucci riceve il servizio. Fa spiro subito. Diesto, ma è stato difeso da Braida. Piero Boni in bagger. Orlandini. Ma Orlandini 4-5. Ragazzi, io sto veramente iniziando a morire di freddo qua. Carlotta Petrosiello sul Coveccia, il servizio. Tellaroli con mani out di Tellaroli. 6-4. Adesso ho paura di toccarti il cavo dal... Non è che salta la diretta. 6-4. Allora Tellaroli, autrice dell'ultimo punto al servizio. Battuto. Riceve Bellini. Braida. Orlandini. Oh, attenzione. Non so se c'era il quarto tocco. Coveccia. 7-4. Nicole Tellaroli al servizio. Battuto. Out. 5-7. Orlandini. Diesto di Lucci. Pallonetto di Coveccia vincente. 8-5. Guarda cosa mi tocca fare per non morire di freddo. Ho diritto, sono incappucciato. Mi sembra di essere uno degli assassini del videogioco Assassin's Creed ormai. Veramente mi sono anche incappucciato. Giorgia Coveccia riceve Bellini. Braida. Orlandini concede una free ball che riceve Dinucci. Campana, mani out. Campana 9-5. Abbiamo il servizio di Giorgia Coveccia. Più 4 dentro Coveccia. Piero Bon riceve. Braida. Berlini. Dinucci con lo zio anche del muro. Diesto subito ed è vincente. 10-5. Massimo vantaggio di partita per la Nardi con 5 punti. Forse adesso arriverà il time out. Tanto sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. Sta riaccendersi il pubblico di fede della Nardi. Coveccia si è battuto, riceve. Oh, attenzione! È il punto della Piera! Il punto della Piera! Risposta tra... Brava Piera! 10-6. Jessica De Val al servizio. Tutto. Riceve Campana. Al centro Tellaroli. Muro 0 praticamente. Ha difeso Orlandini. Bellini. È vincente. 7-10.
Jessica De Val al servizio. Ma tutto in rete. U17. Tutto Biezzo su Bellini, Braida, Bellini attaccare, pallonetto, Bellini, 8-11, 8-11. Braida, servizio battuto su Coveccia. Campana! Giulia Manetti! Monster block, monster block. 9-11. Federica Braida ancora lei al servizio. Battuto. Coveccia riceve. Tellaroli out. E out 10-11. -1 adesso tra le due formazioni. Pronta ancora Braida al servizio. Siamo a -1 adesso. Andiamo. Tutto in rete. 12-10 per Nardi adesso nel corso del terzo set, che può essere già decisivo nell'eventualità che la Rotoblast si aggiudica anche questo set, perché vi ricordo che i primi due set si sono conclusi a favore della Rotoblast con il punteggio di 17-25 e 21-25. Servizio di Pasquino ricevuto da Piero Bond. Petrucciello, Carli, 11-12. Riceve Federica Braida. Alice Bellini. Tutto Dinucci. Subito lungo. Panetti. Dall'altra parte Tellaroli. Ha difeso Piero Bond. Petrucciello. Mamma mia. La Carli. Time out. Sponsor. Allora nel fuori onda abbiamo visto coach Fabio Tisci che ha tirato uno di quegli urli che io in cuffia l'ho sentito triplicato proprio. Però in una palazzetto che rimbomba così tanto probabilmente si è sentito anche in tribuna, se non fortissimo, però ve lo volevo annunciare. 12 pari allora. Out. 13-12. Campana, Marta Campana al servizio. Di nuovo vantaggio per la Nardi, dopo che il servizio battuto su Bellini. Braida, Maldetti, Giulia Manetti. 13 pari. Servizio di Manetti, autrice del punto che valeva la parità, e adesso è l'autrice dell'errore che rivalsa il vantaggio alla Nardi.
Alice Benetti al servizio. Siamo sul 14-13 a favore di Nardi. Alice Benetti, battuto, riceve Orlandini. Braida De Val. Dall'altra parte ha difeso Campana. Tellaroli subito. La bomba di Tellaroli vale il doppio vantaggio adesso. 15-13. Credo che il coach Pallatine sia andato a chiedere quanti time out abbia usato, ovviamente li ha usati tutti e due. Quindi Luca non può più fermare il gioco. Benetti riceve su... lunghissima! Bellini, punto vincente di Benetti, di Viesto. 16-13. Ancora palla Benetti. La sveglia Tisci alla Nardi. È rimesso 3 punti tra le biancorosse e le rosa viola. Ancora è invasione della Rotoblast. Ah no, è per la Rotoblast, è invasione della Nardi. Avevo troppe maglie viola rosa che mi ostruivano la visuale. Petruziello e arriva l'Ace! Vediamo ancora il servizio di Piero. Petruziello, scusate, aveva ricevuto Campana, ma c'è la free ball. Bravi! Orlandini! Vai! Torna alla parità. 16 pari. Ancora Petrucciello riceve Dinucci. Coveccia, Piero Bond. Braida. Petrucciello pallonetto. Vantaggio Rotoblast. Oddio Alan, non lo potete vedere dall'inquadratura lì, però l'ho fatto morire. Petrucciello ancora di Lucci. Marolli torna alla parità, 17 pari. Nicole Tellarolli al servizio, l'autrice dell'ultimo punto della Nardi. Siamo nel corso del terzo set. In rete il servizio, Tellarolli. Adesso al servizio va Orlandini. Battuto. Coveccia riceve. Pasquino. Tentativo di difesa di Piero Bon su Pietro. Non è andato a colpire. 18 pari. Giorgia Coveccia al servizio, 18 pari. Battuto. Riceve Piero Bon, bel servizio. Braida va al Murata in campo, sì. Vantaggio di nuovo della Nardi, 19-18. Giorgia Coveccia. Coveccia 19-18, ancora lei al servizio. Battuto. Ancora Piero Bona a ricevere. Braida al centro. Petrucciello con l'ausilio del net. Ha difeso Coveccia. Campana. Orlandini. Bellini. Out.
20-18. Ancora Giorgia Coveccia al servizio. Ovviamente i classici riti scaramantici del volley. Farsi passare per ultima la palla dalla... Come noi abbiamo la Piera. Out. Vuol dire che allora se la prendo io e poi la passo, allora porta male allora. Poi com'è che mi chiamano Dufolollo? È il brutto di essere giornalisti questo purtroppo. Allora 20-19. Torna un punto a separare le due formazioni. Al servizio si prepara la Jessica De Val. Jessica, battuto. Riceve Di Lucci. Il centro Tellarolli. Ha difeso un po' Braida anche, però poi ci ha pensato Petrucciello. Campana. Murata. Free ball. Braida. Bellini. Oddio che miracolo. Di Lucci. Petrucciello. Braida. Ancora Bellini. Ancora Di Lucci a difendere. Campana, pallonetto. Petrucciello. Braida. Bellini a due mani. Tellarolli. Campana. Ancora non finisce questa azione Braida. Bellini. Questo la tocco. Ma la tocco netto. Questa la tocco netto. Ma questa la tocco netto. Ma questa la tocco netto. Ma era tocco netto. Ma non ci credo. Ma non ci posso credere. Ma non ci posso credere. Ma non ci posso credere. Mamma mia che clamoroso. Ma era tocco nettissimo. Ma l'hanno visto tutti, dai. Attenzione. Attenzione l'arbitro. C'è la munizione. Ha richiamato il secondo. Non ho capito se sta chiamando il... Forse sta chiamando il punto di penalità. Forse, attenzione. Allora, credo che adesso si riprenda. Si riprende, sì. Allora, solo l'avvertimento a coach Parlattini. Però adesso bisogna risettare tutto e ricominciare a giocare. Però ha pestato la linea anche. Ha pestato. Ma cosa volete? Ma cosa, dai? Appunto. 21-20. 21-20. Chiedono il punto di penalità. 21-20. È sceso l'inferno qui al Palamarconi, il servizio di Braida. Vediamo se si ricomincia a giocare normali. Tellarolli, punto vincente. 22-20. Allora Laura Pasquino al servizio. 22-20. Andiamo. Battuto. Out. 22-21. Aioli. 21-22 adesso. Alice Bellini, una di quelle che riceve Coveccia. Tellaroli out perché tocca l'asta. 23-21.
Campana, lo dio degli Braida, Piero Bon, Orlandini, Murat, 24-21. (24-21) set ball per Lanardi. Ancora Campana per set ball. Battuto, riceve Bellini, Braida, Petruzziello, out. 25-21. Quindi la partita andrà avanti al quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Iniziamo subito in diretta dal Pala Marconi e esordiamo subito con dire che è veramente all'insegna arbitrale proprio tutto qui. Braida riceve e ha difeso, scusate, Orlandini difende Poveccia. Out. È out, dai, out. 1-0, primo punto per la Rotoplas. Allora, punti di squadra e poi riepiloghiamo il finale di set. Allora, 8 punti Coveccia, 10 Biezzo, 3 Benetti, 6 Campana, 2 Dinucci, scusate Pasquino, e 17 Tellarolli. Bellini è in campo, 6 punti e 17 su errore. C'è stata il tentativo di Tellarolli che poi ha dato buon fine. Orlandini difende il suo attacco.
Allora, punti di squadra Rotoblas, 3-0 inizio del quarto set. Allora, 3 punti De Val, 5 Manetti, 3 Braida, 11 Orlandini, 19 Petrusiello, 10 Bellini, 51 punti di squadra, 20 su errore. Il servizio in rete di Bellini. Volevo dire 20 era toccata. L'arbitro l'ha data out ed è piombato l'inferno qui. Forse per tante proteste io temevo che qualcuno venisse addirittura espulso per un round. Manetti, Murata. Però è ancora nella nostra metà campo. Manetti, Giulia, Manetti, 4-1. E quell'erroraccio arbitrale ci è costato il set probabilmente, perché dopo ci siamo innervositi. Giulia Manetti al servizio per la Rotoblas, l'autrice dell'ultimo punto. Manetti fa tutto in rete. 2-4. Siamo sul 2-4 adesso. Nicozio. Al momento lei e Carlotta Petrusiello sono le best score delle due squadre. 2-4 Rotoblas. Battuto da te. 3-4. Possiamo anche dire in maniera battutosa che forse al momento il quoziente 7 dice 2 punti Rotoblas, 1 arbitro e 2 Nardi. Scusate, 0 Nardi. Speriamo di cuore che questo errore non ci costi la partita, perché avevamo rimontato, stavamo anche per andare in vantaggio e poi è arrivata questa... No. La doccia gelata. È arrivata questa doccia gelata che è valsa il set numero 3 alla Nardi. Di nuovo parità, 4 pari. Della Rolli, ancora lei alla battuta. Battuto. Out. 5-4 per la Rotoblas adesso. Qui reagisco veramente in malo modo verso l'arbitro, però questa era veramente clamorosa. 6-4. Servizio di Carli. Subito attacco di la bomba di Tellarolli, vale il quinto punto alla Nardi. 5-6. Veccia, battuto su Piero Boni in servizio. Braida, Orlandini, pallonetto murato. Orlandini, 6 pari. Ancora Coveccia, ricevuto Piero Boni. Orlandini difende proprio Coveccia. Campana a baciare completamente il nastro e resta nella propria metà campo, quindi di nuovo vantaggio Rotoblas, 7-6. È 7-6 per noi. No, ma qui. Ah, non l'aveva aggiunto per errore. Orlandini, battuto. Campana al centro, Tellarolli difende Orlandini. Braida, è un po' lunghetta per Petrusiello. Oh, attenzione. Campana, murata da De Val, però è ancora giocabile. Tellarolli, out. 8-6. Ah, e anche fallo in realtà. Anche fallo, ha pestato la linea di seconda, però la palla andava comunque out, quindi tutto fa brodo. Orlandini ancora nel servizio.
con l'ausilio del net Campana. Murata, Bellini. Monster block, monster, monster, monster block. Ancora Bellini. Battuto, Campana riceve. Subito, terra, Murata de Valle. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. Di Petrustiello ok, dovrebbe essere tornata se non l'abbiamo vista fino adesso allora è un problema nostro, ma se l'avete vista voi in diretta ve l'ho commentata audio. Comunque punto della Carli. Orlandini 11-6, servizio ancora suo, battuto su Marta Campana ad attaccare, Murata Campana, free ball. Petrustiello che la riceve. Guarda, Deval, Murata. Scusate, Murata, volevo dire il pallonetto. Tentato Tellarolli in pallonetto, anche lei a due mani. Piero Bon. Orlandini. Bellini. Alice Bellini. 12-6. Ancora Orlandini. Out. Ci ha provato Orlandini. 7-12. Vediamo. Chiara Biezzo riceve Piero Bon. Lunga, Bellini su. Braida, mani negli occhi. Probabilmente ha tentato l'impossibile. Ancora Chiara Biesso. Servizio con l'ausilio del net Biesso. 9-12. Sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia per un inverno semplicemente perfetto. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal Palamarconi di Volta Mantovana. Vediamo Chiara Biesso al servizio a 12. Riceve Piero Bono questa volta in maniera ottimale. Bellini difende Campana. C'è un'altra free ball. Braida Bellini a due mani. Questa volta è stata difesa il suo attacco. Campana. Invasione contro la Rotoblast.
Adesso al servizio ancora c'è Chiara Bietto. Battuto, riceve Bellini. Braida proprio per Bellini che attacca. Ed è vincente perché passa in mezzo alle mani del muro. 13-10. Deval, la nostra capitano al servizio. Servizio è out. 11-13. E al servizio Laura Pasquino. Riceve Bellini. Braida va a attaccare Bellini, pallonetto. Difende proprio Pasquino. Dinucci, Campana, ma Murata difende Bellini. Braida, Orlandini difende Dinucci. Pasquino dal lato di Tellarolli. Murata da Giulia Manetti. Monster pop, monster, monster, monster pop. 14-11. Marta Campana riceve lato Tellarolli in campo. La posizione o perché siamo perché non fa che non sta quindi è per quello che la vediamo abbastanza anche dalla piccolita. Bellini, Dinucci ha difeso dall'altra parte, ci ha provato Tellarolli ma è stato murato il suo attacco. Goveccia, Piero Bon, oh Manetti, però c'è la free ball concessa da Orlandini subito. Oh Braida, Piero Bon, Bellini, scusate, Petruziello ci ha provato. Goveccia, murata, attenzione, Tellarolli, Bellini, Braida, Petruziello, pallonetto difeso da Pasquino. Tellarolli, Orlandini, Braida, Bellini, con l'ausilio del muro anche difeso Pasquino. Campana, scusate, Coveccia aveva provato. Perobon, scusate, Petruziello. Non ci sto più capendo niente. Dinucci, il free ball. Petruziello, out. Peccato, 13-14. Questa è un'azione che fa male. -1 adesso. Campana riceve Bellini. Braida, Bellini, asta, ha toccato l'asta ed è nostro, è nostro. E no, ecco, sì, sì. 15-13. Ma quando mi sono caricato addosso, è nostro, Sapevo che diceva di darlo. 15-13. Bellini molto al servizio in rete. 14-15. Sempre un punto tra le due formazioni. Il servizio Bietto, Braida, Manetti, Giulia Manetti e tutti giù per terra.
E possiamo dirlo, è tutto giù per terra. Però non per... Ma non per simulazione qua, perché ci hanno provato tutte. Facciamo anche io, ragazzi. Dopo sono proprio curioso di riascoltarmi quello che ho detto in simulazione, quella lì del tocco non tocco. Manetti, servizio. Riceve Campana. Subito pallonetto. C'è la free ball. Murata. Monster rock, monster. 14. Getti the wall. Giulio Manetti ancora lei al servizio. Tutto. Campana. Tellarolli. De Val. Sbagliato l'attacco. La Carli. Peccato. 15-17. Pensare che nei 2 set che abbiamo finito è stato un risultato forte. Servizio di Tellarolli. Out. 18-15. a 15. Carlotta Petrucciello al servizio. Battuto con lo svio del net. Subito Orlandini. 19-15. E al servizio la Carli. Ancora lei al servizio. Punto. Campana al centro. Aroli. De Val! The Wall! Getti the Wall! Finché non mi esplode il cuore! 20-15! Getti the Wall! Carli, il servizio battuto. Out. 16-20. Giorgia Coveccia al servizio per Nardi. Battuto. Piero Bellini riceve Braida. Orlandini. 17-20. Chiedo scusa. Time out, andiamo qui sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. 17-20, siamo nel corso del quarto set. Giorgia Coveccia con l'area del servizio. Coveccia, Bellini riceve, Braida, lato Petrucciello. Dinucci difende. Oh, però scusate, Petrucciello che difesa. Ha provato Biezzo ma non è andato a buon fine sotto con Randini. Difende Campana, c'è la free ball. Brava Piero Bompe che era sulla linea, bravissima. Murata, Orlandini. Petrucciello. Murata, Petrucciello.
Allora, Coveccia, ancora lei al servizio, sì. Due punti adesso tra le due formazioni. Battuto. Bellini ancora a ricevere l'attacco. Il servizio, scusate. Un altro duro. Adesso c'è solo un punto. Adesso ce n'è uno solo. È quasi rimonta della Nardi. Battuto su Piero Bon che deve anche con lo zio del net. Bellini pallonetto, difende Tellarolli. Bellini a difesa. Oh! Attenzione! Braida subito! Ha un braccio solo Coveccia. Ancora Tellarolli. Sono alla parità. 20 pari. Parità adesso. È una guerra di nervi adesso. Chi sbaglia di meno vince. Coveccia. Riceve Piero Bon, Braida, Petruziello, Murata per Piero Bon. Campana, Piero Bon ha difeso, Braida. Ancora Campana. Difende Petruziello, Braida, Bellini. Ha difeso Tellarolli. Al centro, Coveccia. Petruziello, mamma mia, non ce la. Oh, attenzione! Dinucci deve concedere una free ball. Ma no, Braida, no! Ma no, Braida! Non era. Dovevamo. Peccato, dovevamo giocarcela questa palla. Abbiamo provato ad attaccare subito. Dai, vediamo di rimediare. Vantaggio adesso della Nardi, Coveccia. La pioggia di fischi. E un altro. E arriva l'Ace. Adesso andate in tilt alla Rotoblas. Giorgia Coveccia. Ancora al servizio. Vediamo. Piero Bon riceve. Lunga. È lunga. Dall'altra parte Campana. Out, 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 out. Out, out. 21-22. Orlandini. Servizio. Dinucci a ricevere. Sbaglia! Sbaglia Tellarolli! Sbaglia Tellarolli! 22 pari di nuovo la parità. Ancora Orlandini al servizio. Di nuovo la parità. Orlandini. Battuto. Ancora Dinucci a ricevere. Tellarolli. Ah! Stavolta sfrutta il muro. 23-22. Al servizio Biesso. Battuto. Riceve Bellini. Braida. Bellini. Difende. Credo Biesso, sì. Tellarolli lungo. Free ball.
Devo sfruttare assolutamente. Bellini. (24-22) palla out di Bellini. E adesso palla set. Palla set per ancora per Biesto, però per la Nardi. Piero Bon. Braida! Jessica De Val al servizio. The last change. De Val, il nostro capitano al servizio. No, prima c'è il time out sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Benvenuti all'inferno Marconi. Sponda bianco-rosa e sponda viola rosa. Veramente è una bolgia questo palazzetto. Jessica De Val per provarla, per portarla ai vantaggi. De Val, servizio ricevuto al centro, pallonetto, Braida. Bellini, peccato. Dall'altra parte Campana. (25-23) si va al tie break. E allora io voglio già dire una roba, ve la dico subito perché no, non mandiamo gli sponsor. Adesso dico io una roba, ma probabilmente mi beccherò un richiamo dalla Federvolley. Bene, sponsor. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you?
Di nuovo in diretta, palla Marconi, anzi direi la bolgia Marconi, perché ormai è una guerra anche sugli spalti tra le due tifoserie. Allora siamo pronti per questo tie break. Probabilmente senza quell'erroraccio arbitrale nel terzo set sarebbe finita già al terzo set sta partita. O forse se si andava al quarto set la Rotobas non era così nervosa. 17-25 il primo, 21-25 il secondo, 25-21 il terzo, 25-23 il quarto. Campana il servizio battuto. Invasione di Braida. Però Rotoblas nessuna, non protesta la Nardi, quindi vuol dire che Fede l'ha toccata dopo la rete, quindi è andata bene. 1-0, allora riepilogo punti perché ce ne fosse bisogno. Allora Manetti battuto Denucci, attenzione, punto numero 1 anche per la volta mantovana. Allora 9 punti per Coveccia, 14 per Biezzo, 3 per Benetti, 7 per Campana, 3 per Pasquino, 21 per Tellaroli, di 57 punti di squadra, 31 errori della Rotoblas. Petrucciello 2-1, lato Rotoblas. 6 punti Deval, 8 Manetti, 4 Braida, 13 Orlandini, 20 Petrucciello, 16 Bellini, 67 punti di squadra, 27 errori della Nardi. E adesso col servizio di Petrucciello c'è la free ball. Braida, Orlandini, 3-1. Allora la Rotoblas anche per questa partita non farà i punti perfetti. Servizio su Dinucci, ancora lei. Tellaroli, in pallonetto difeso da Braida. Piero Bon, ancora Orlandini, difende Dinucci. Attenzione dall'altra parte, Coveccia, è in campo la palla. 2-3. Nicole Tellaroli al servizio. Rete 4-2. Battuto il servizio di Orlandini su Coveccia. Al centro Tellaroli a muro zero. Petrucciello difende. Braida. Bellini ha difeso Dinucci. Dall'altra parte Coveccia. Murata. Portata forse? Non vista dall'arbitro. Braida. Bellini. Difeso Tellaroli. Coveccia. Ha provato l'attacco, ha difeso Piero Bon. Braida. Petrucciello. Petrucciello. 5-2. Orlandini in servizio. Campana. Quasi a sfiorare l'asta Bielzo. Andata bene. Petrucciello si spegne sul nastro. 3-5. Giorgia Coveccia al servizio. Orlandini, Braida, Bellini pallonetto, difeso Tellaroli, Coveccia da attaccare, difende Petrucciello, Braida, Bellini, niente da fare ancora, Campana,
Orlandini, che salvataggio. Madonna, che botto che ho sentito anche Bellini. A luce Bellini, 3-6. Mamma mia, Orlandini, non so quante ossa si sono frantumate in quel frangente, perché ho sentito un botto terribile. Jessica De Val al servizio, un 3-6. Servizio su Campana. Murata! Monster, 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 monster. 7-3. Time out. Sponsor. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. Mamma mia. 7-3. Di nuovo in diretta. Pala Marconi di volta Mantovana. 7-3. Siamo nel tie break. Ci saranno altri 7. De Val ha battuto il servizio. Ha ricevuto Campana. Tellarolli. Out, out, out. 8-3. Procede al cambio. Al cambio campo. Infatti l'arbitro non l'ha capito. È stanco anche lui ormai. Deve andare. Mi sa che l'arbitro voleva già andare a casa. 8-3. Allora, non mandiamo spot pubblicitari, continuiamo a parlare. Allora ci sarà. È veramente la the final battle questa, come si pronuncia così dall'inglese. Allora De Val al servizio sul 3-8 per la Rotoblas. Battuto Coveccia. Pasquino. Punto è vincente, sì. È vincente di. Out? Sì. Out. Ah, Era dentro. Sì, era dentro. È out. Io. Beh, possiamo dire. Dopo quello che ci hanno fatto al terzo set, possiamo dire che questa è una sorta di 1-1. Ancora De Val. Che però lo spariamo in out. 4-9. Infatti ho detto anch'io dentro. Allora, Chiara Biesso su 4-9. Tutto. Orlandini ha ricevuto. Braida. Lato Bellini. Campana che impegno si è messo con quella mano. Campana ad attaccare. Pero Bon. Braida. Bellini. Out. Cinque a 9. Ancora. Chiara Biesso. Battuto. Ricevuto Borlandini. Braida. Subito. Manetti. 10-5. Federica Braida al servizio. Braida battuto su Dinucci. Pasquino. Campana Muratta. Ancora Pasquino dal lato Tellarolli. Piero Bon. Braida. Petruziano dall'altra parte. Coveccia. Subito. Out. Sì, campo. 6 a 10.
Pasquino, Laura Pasquino al servizio. Pasquino battuto. Bellini ha ricevuto. Braida. Truzielli. Oh, Murata. Braida. E Manetti dall'altra parte. Benetti, Murata. Dall'altra parte Tellaroli, pallonetto. Bellini. Braida. Ha tentato Petruziello. Al centro Coveccia. Mamma mia, Coveccia. 7-10. Servizio. Lo del meta ha ricevuto Braida. Petruziello! 11-7. Bellini al servizio. 7-11. In rete 8-11. Al servizio Marta Campana. Battuto. Ha ricevuto Bellini. Petruziello 12-8. Petruziello 12-8. Petruziello 12-8. Manetti ha servito su Campana. Coveccia a tutto braccio. Giorgia Coveccia. 12-9. Alice Benetti. Benetti. Battuto su Bellini. Braida. Orlandini ha difeso Benetti, proprio lei. Coveccia. Piero Bon ha disinnescato la bomba. Orlandini, Murata, Orlandini. 12-10. È ripronto il time out. Sponsor. Smart Sound. Smart Sound. Di nuovo in diretta dal Pala Marconi di Volta Mantovana. 12-10 il punteggio nel quinto e ultimo set di questa infuocata partita che vale il secondo posto. Però adesso è certo che il secondo posto resterà a Volta, perché ovviamente anche una vittoria al tie break ci farebbe guadagnare solo un punto su di loro. Orlandini, Murata, Orlandini difende Braida. Piero Bon. Truzielli. Che miracolo di Benetti. C'è la free ball però da sfruttare. Ancora Petruziello. Murata. Undici a 12. Benetti al servizio. Un punto solo adesso. Benetti difende Piero Bon. Orlandini.
Fatto 13-11. Ragazzi, io veramente, se non mi viene un infarto stasera non mi viene più. Petrucchiello al servizio per la Rotoblas, battuto, ha ricevuto Di Lucci. C'è il tentativo per la Rotoblas, ancora Orlandini ad attaccare, pallonetto, ha difeso, non l'ho visto qui, e la Rolli, 12-13. Nicole Pellarolli, l'autrice dell'ultimo punto, è anche pronta al servizio. È veramente un inferno questo palazzetto oggi. Pellarolli, servizio ricevuto da Orlandini, al centro Bellini. (13 pari). Allora, ancora Tellarolli al servizio. Servizio di Tellarolli. Battuto. E qua finisce la partita, signori. Tellarolli battuto. Allora, purtroppo è finita come purtroppo la legge degli errori arbitrali è sempre quella. È come il gol sbagliato nel calcio, lo sbagli e lo subisci subito dopo. La Nardi ha battuto la Rotoblas volando volley, rimonta per 3-2. Purtroppo possiamo dire che l'arbitro ci ha davvero fatto di tutto per farcela perdere. Purtroppo questo è il verdetto del campo e l'arbitro ha fatto il pesce d'aprile alla Rotoblas nella giornata del 1 aprile. Allora, la terna arbitrale lascia il campo. Allora salutiamo Andrea Deni, il nostro scoutman, il nostro regista Fabrizio Saba. Forse questa è la mia ultima partita, perché dopo quello che ho detto oggi mi sa l'allontanamento in tronco dai palazzetti. Allora, grazie per essere stati con noi. Servito su un piatto d'argento. E niente, possiamo dire che purtroppo la stagione della Rotoblas è finita. Purtroppo il sogno playoff è finito proprio grazie. Allora, salutiamo. Vi ringrazio per essere stati con noi. A tutti voi buonanotte, ci vediamo tra 2 settimane all'Arena Biancorossa per il match contro l'Euromontage Group Porto. Buonanotte a tutti. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Hey, hey,